Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, a richiesta delle altre pillole che ho fatto e di cui ho ricevuto dei complimenti, chiaramente in PVT e al telefono, mi hanno chiesto di, come si dice, andare un po' più in profondità a far vedere questa strutturazione di una difesa eterica o astrale. Quindi oggi continuerò a far vedere con i nuovi due quadranti radiostesici che ho dato sia nel gruppo che nel sito del capitano.altervista.org. Nell'eventualità però non avete ancora fatto l'iscrizione del canale, vi consiglio di iscrivervi qui sotto al canale del vostro Marietto Veneziano e anche al canale della Hildegarda, la nostra grande Hildegarda. Quindi se non l'avete ancora fatto sarebbe bello se lo faceste, e anche un bel like e attivate la campanella qui sotto per essere sempre aggiornata sugli nuovi sviluppi delle pillole del vostro Marietto Veneziano. Eventualmente iscrivetevi anche al canale ai gruppi, scusate, di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano, e anche al canale di Telegram, dove ogni settimana facciamo i nostri incontri di studio su Telegram. Grazie cari amici, e andiamo avanti con questa strutturazione di una difesa eterica astrale. Quindi prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, prendiamo il nostro testimone, ripeto, il testimone può essere benissimo una fotografia, un pezzettino di unghia, un capello, un po' di saliva imbevuta, cioè un pochettino di cotone imbevuta a saliva, oppure una scritta con nome e cognome e data di nascita del soggetto, che si chiama, in questo caso qua viene definito testimone. Si mette nel pallino. Per chi non sapesse ancora, questi circuiti e quadranti si possono scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista. Poi prendiamo il nostro pendolino e chiediamo, come ogni volta, se questo trattamento, questa ricerca radiostesica per come strutturare una difesa va bene per il nostro testimone. E vedete che il testimone può essere trattato con questo sistema. Vedete, il pendolino ci dice di sì. Bene, perché magari una persona che ci contatta per sapere se è stato attaccato in qualche modo da qualcuno e quindi vuole anche potersi difendere. Vedete bene, sì. Quindi passiamo al prossimo step. Togliamo il nostro testimone, togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione e prendiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento. Mettiamo sempre nel centro il nostro testimone, prendiamo il pendolino e chiediamo come andrà questo trattamento, questa difesa che mettiamo in atto per il nostro testimone. E vediamo che il pendolino ci dice che sarà favorevole, molto favorevole, tra il favorevole e molto favorevole. Quindi diciamo che siamo sulla strada giusta. Bene, appurato questo, passiamo al prossimo step. Vi ripeto sempre comunque che questi quadranti, i circuiti radionici e quadranti radiostesici si possono scaricare tranquillamente nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Bene, fatto questo, passiamo al prossimo step, al prossimo passaggio, e prendiamo questo circuito quadrante radiostesico per la valutazione di energie eteriche pericolose. Vedete? Quindi lo prendiamo e vediamo in che modo è stato attaccato il nostro testimone. Il nostro testimone è stato attaccato di prima base dagli elementali, anzi no, vediamo da fatture nere. Vedete? Fatture nere. Bene, appurato che sono fatture nere che gli hanno sparato contro questo signore, noi adesso andiamo al prossimo step. Ricordo sempre che questo quadrante radiostesico lo si può scaricare nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Fatto questo, abbiamo visto che sono fatture nere,
i passaggi. Adesso usiamo questo quadrante radiostesico per la valutazione dell'intervento eterico, e cioè quali mezzi possiamo utilizzare. Di solito si usano due mezzi, 2 o 3 mezzi. In questo caso qui, visto che è una pillola didattica, userò 2 mezzi. Vediamo un po' cosa ci dice, mettiamo sempre il testimone e chiediamo con quali mezzi dobbiamo intervenire. E vediamo che il primo mezzo è il triangolo magico. Vedete? Bene, ci fermiamo e chiediamo qual è il secondo mezzo che è a nostra disposizione che possiamo utilizzare per poterlo proteggere, e vediamo che ci dice l'Apollonius. Quindi sappiamo che il triangolo magico e l'Apollonius sono due mezzi che lo possono difendere da queste fatture nere. Quindi ci fermiamo e passiamo al prossimo step. A questo punto chiediamo il tempo su cui dobbiamo utilizzare i nostri circuiti radionici per poter difendere questa persona. Quanto tempo ha bisogno per essere difeso da queste fatture nere? Vediamo un po'. Vedete? Il pendolino va sulle 7 ore, quindi come minimo 7 ore sia per l'Apollonius sia per il triangolo magico. Quindi, saputo questo, ci fermiamo, togliamo il nostro testimone dal quadrante radiostesico per valutazione dell'ora e prendiamo il triangolo magico, che voi sapete si può scaricare nel gruppo di Facebook di Ildegard Marietto Veneziano e di Facebook, e nel sito ilcapitano.alterviste.org si possono scaricare gratuitamente. Mettiamo nel centro del triangolo magico il nostro testimone e facciamo roteare il pendolino per almeno 21 giri, o sarebbe meglio quando si scarica la rotazione del pendolino, così che aggreghiamo il triangolo magico al testimone. Vedete? Quindi lo facciamo lavorare il più possibile per fare in modo che il testimone e il triangolo magico si aggreghino. Dopodiché posizioneremo questa macchina radionica di difesa in un posto sicuro. Lo metteremo in un posto molto sicuro dove non viene disturbato. Vi ricordo che i circuiti radionici non hanno bisogno di luce solare, ma lavorano con la luce eterica, quindi anche il buio lavorano. Quindi dopo le 7 ore, dopo averlo posizionato in posto sicuro sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto, lo possiamo togliere, prendiamo il nostro testimone che è già bello protetto, prendiamo in questo caso l'Apollonius, come abbiamo visto che serve, lo posizioniamo in centro e facciamo lo stesso lavoro, vedete? Facciamo ancora 21 giri. Adesso io chiaramente, perché è una pillola didattica, non faccio tutto l'iter, mi fermo, però finito questo aggregamento lo posizioniamo ancora 7 ore e lo lasciamo decantare. In un certo senso facciamo in modo che il nostro circuito, la nostra macchina vibrazionale faccia il suo lavoro e pulisca questo testimone da tutte le energie congeste che queste fatture nere possono aver creato nel suo campo eterico. Ecco, cari amici, la lezione del vostro Marietto Veneziano è finita, la pillola è finita. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel nostro gruppo di Telegram, dove ogni settimana c'è una lezione tenuta da Ildegard del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!